Buongiorno a tutti da Vittorio Sanna, appuntamento numero 30 con GP On Air, ripartiamo insieme, la trasmissione che Supersound trasmette ormai da oltre 2 mesi e anche oggi temi che si rivolgono soprattutto alla Sardegna, alla realtà della nostra isola che sta ripartendo, che sta rimettendo le marce giuste per poter evitare di bloccarsi del tutto. E in questi giorni è stato il momento anche della ripartenza per i siti archeologici. Più tardi sentiremo il sindaco di Barumini, Emanuele Liliu, che è anche il presidente della fondazione, che ci parla di questi mesi difficili anche per loro, che rappresentano una realtà di quelle più positive della Sardegna sulla valorizzazione dei beni archeologici. Continueremo con un'analisi, chiamiamola sociale, psicosociale, di quella che è la realtà che stiamo vivendo, cioè le tante psicosi che sono nate dal lockdown. Lo faremo con la dottoressa psicologa Marianna Chessa, che ci parlerà appunto di quelle che sono le fobie, di quelli che sono i traumi, di come riprendere a essere normali, a riprendere un rapporto di confidenza con una realtà che in 2 mesi abbiamo del tutto perso, adattandoci ad un'altra e forse accumulando anche dei timori, delle paure che ora ci portiamo dietro finché non riusciremo a rientrare in quelli che sono i soliti meccanismi della nostra vita quotidiana. Concluderemo con Mario Passetti, direttore generale del Cagliari. Il Cagliari non è solamente una squadra di calcio, ma è una società per azioni, e con Mario analizzeremo a fondo tutti quelli che sono gli aspetti che sono legati al calcio, l'economia legata al calcio, che molte volte non prendiamo in considerazione e non teniamo conto dei tanti, chiamiamoli, operai che ci stanno dietro e dell'indotto che il calcio crea anche con altre aziende che dal calcio dipendono, sia per quella che riguarda la promozione ma anche per quello che riguarda il lavoro vero e proprio. Tutti questi temi tra poco a GP On Air, ripartiamo insieme. GP On Air, in collaborazione con Gruppo ISA, 100% Sardo. Autovam, unico Ford Store nel Sud Sardegna. Ospite a GP On Air, ripartiamo insieme, Emanuele Liliu, presidente della fondazione Liliu, chiaramente che gestisce con proficuo interesse e con coinvolgimento totale di tanti giovani il Sonuragi, il complesso nuragico di Barumini, e che ha reiniziato praticamente ad ospitare i visitatori da pari in questi ultimi giorni. Peraltro Emanuele Liliu è anche il sindaco di Barumini. Buongiorno Emanuele. Buongiorno a voi. Com'è stato questo nuovo impatto? Dopo aver a lungo chiuso tutto, ora la rinascita, peraltro abbiamo scelto voi per parlarne perché siete un po' l'esempio della gestione di un patrimonio archeologico di questo tipo, un po' per tutti, è un bel modello da imitare, dico. Diciamo che dopo 3 mesi di chiusura è stata abbastanza dura superare questa pandemia che speriamo di averci lasciato alle spalle. E 3 mesi di chiusura vogliono dire per noi la mancata presenza di tanti visitatori. Basta pensare che l'anno scorso, solamente tra il mese di marzo, aprile e maggio, abbiamo avuto 32.000 presenze di visitatori, di turisti. Quindi diciamo per l'azienda come fondazione è stata abbastanza gravosa. Considera che la fondazione ha 60 dipendenti a tempo indeterminato, gestiamo oltre al sito Sonuragi anche Casa Zapata e il centro di comunicazione giovanile di Liliu. Senti Emanuele, peraltro mi pare di ricordare l'ultima volta che sono stato a Barumini che proprio alla vigilia della chiusura in una vostra struttura là vicino c'erano dei lavori in atto per poter usufruire della visita anche durante la notte, mi ricordo male? Sì, stanno ultimando i lavori proprio per l'illuminazione del complesso nuragico, poi per il sistema di videosorveglianza, per interventi per migliorare l'accessibilità al monumento. E questa illuminazione del sito ci permetterà di attivare
le visite notturne, e quindi un nuovo segmento di turismo che può essere utile per affrontare questo momento di difficoltà, diciamo, tra virgolette. Nuragi è patrimonio dell'UNESCO, chi si è mosso per tutelarlo in questo periodo? Nessuno. È una bella domanda. Diciamo che ci sono diversi attori che si muovono per quanto riguarda questo monumento. La proprietà del bene è dello Stato, che diciamo lo gestisce tramite il Polo Museale della Sardegna. Il Comune di Barumini ce l'ha in concessione e a sua volta ha dato in gestione alla Fondazione Barumini Sistema Cultura, che attualmente gestisce le visite e tutto il resto, insomma, tutto quello che fa capo a questo monumento. Ma nei 3 mesi, ecco, questo intendevo, vai pure, negli interventi che sono stati fatti in questo periodo, o meglio, sono stati fatti degli interventi costanti di manutenzione? Questi interventi che si stanno facendo attualmente fanno capo a un finanziamento del Ministero, appaltati dal Polo Museale per circa 700.000 euro. I lavori che sono interrotti chiaramente durante il lockdown. Sono interrotti e sono stati ripresi i primi di maggio, non ricordo esattamente la data, ma diciamo a maggio, fine di maggio. Com'è stato il ritorno delle persone alla visita del nuraghe, che chiaramente sappiamo di una popolazione che comunque ha subito quasi la paura di uscire, cioè c'è molta gente che effettivamente ora stenta a riprendere a vivere come normalmente, c'è gente che ha paura quasi di uscire di casa. Ecco, qual è stato l'approccio alla visita su Nuragi in questo giorno di riapertura? Io credo che la gente in generale abbia bisogno di rivedere questi luoghi, perché da questi luoghi si è iniziato a parlare di turismo culturale, si è iniziato ad assumere maggiore consapevolezza del ruolo della cultura locale, che poi è alla base di ogni possibile e immaginabile sviluppo. Certamente l'estate è una delle stagioni dove arriva la gente, ma probabilmente le stagioni migliori per visitare su Nuragi sono quelle intermedie, la primavera e l'autunno. Potrebbe essere questo un motivo per rilanciare in vista dell'autunno quel turismo che magari d'estate sarà timoroso o che è saltato nei mesi scorsi? Guarda, esattamente in questi anni abbiamo notato che uno dei mesi dove il monumento è più visitato è settembre, e che ormai sta andando quasi di pari passo con agosto, che è il mese numero 1, ed è in aumento anche il mese di ottobre, quindi il turismo sta cambiando, e soprattutto per noi che ospitiamo i 2 terzi dei nostri visitatori sono stranieri, quindi il turismo straniero è molto attento a questi mesi di autunnali o primaverili per visitare questi luoghi. Si parla di una valorizzazione del turismo interno per poter sopperire alla stagione che vedrà arrivare meno persone attraverso i voli. Che tipo di programma secondo te bisogna adottare? Perché il turismo interno soprattutto è legato, per quanto riguarda i centri archeologici, alle scuole, alle visite scolastiche, che sono saltate tutte. Che tipo di incentivazione ci potrebbe essere perché nei movimenti d'estate della gente sarda ci possa essere anche la conoscenza dei propri siti, che dobbiamo ammetterlo, non sono conosciuti da tutti? Dico la verità che per quanto riguarda Barumini il turismo interno rappresenta il 5-6% del totale di visitatori, quindi un numero abbastanza basso rispetto agli oltre 100.000 visitatori solo del Nuraghe. Poi ci sono i 40.000 di Casa Zapata e i 21-22.000 del centro del Lido, dove ci sono le mostre. Sono numeri veramente bassi, però
dobbiamo incentivare, ecco, questa attività, perché la Sardegna va conosciuta meglio soprattutto dai sardi. Da sindaco, che polso hai della situazione anche a Barumini, che come ho detto in introduzione rappresenta un esempio di valorizzazione di siti archeologici, perché ci lavorano, e anche questo è stato detto, 60 persone, e quindi in qualche modo combatte specializzandosi, puntualizziamolo, cioè nel senso che le 60 persone che lavorano per la fondazione, per gente che si aggiorna costantemente, che studia, che si evolve, che è direzionata verso questo ruolo. I nostri dipendenti in autunno, nei periodi invernali, ad esempio novembre, dicembre, gennaio, febbraio, tengono tutti gli anni dei corsi di formazione indirizzati sia alle attività di comunicazione sia alla conoscenza delle lingue straniere. C'è un aggiornamento continuo, perché il mercato turistico è un mercato globale, complesso. Il nostro è un mercato essenzialmente proiettato sui turisti stranieri, quindi c'è un approccio e un comportamento che ha bisogno di continuo aggiornamento, continua formazione. E speriamo che, come è stato fatto in passato, si ripensi un po' anche con qualcuno che traina e che già esiste, a fare il sistema di questo per poter allungare la stagione, perché effettivamente abbiamo un patrimonio incredibile a livello archeologico. Ricordo 1/3 del patrimonio totale italiano a livello di archeologia del nostro tipo, del megalitico, e quindi sarebbe bene valorizzarla appieno. Che dici? Noi abbiamo tantissime potenzialità, dobbiamo creare sistema, rete, ci vuole una programmazione che parta dall'alto, ecco, che dia la possibilità ai vari siti, ai vari musei, ai vari attrattori di carattere ambientale, culturale, di mettersi a sistema e riuscire a fare una promozione unitaria, perché il marchio Sardegna è un marchio importante e deve essere valorizzato e deve essere proposto nei mercati nazionali e internazionali. Grazie Emanuele, buona ripartenza e in bocca al lupo per quella che sarà la stagione. Io sono un frequentatore abituale di Barumini, l'ho visto una volta, ma mi piace tornare e vedere l'evoluzione, quindi ci vedremo non tardissimo, perché insomma mi accompagno sempre qualcuno, faccio un po' anche il cicerone, quando trovo amici che arrivano da fuori mi piace essere io a presentare la mia terra, e quindi a condurli anche a Barumini. Dovremmo farlo un po' tutti questo, di rappresentare la nostra terra e di portarci i nostri amici a visitarla, in modo che anche loro apprezzino. Vi aspettiamo tutti. Grazie Emanuele, buon lavoro. Ciao. Arrivederci. Ciao. Novità! Scarica l'app del gruppo ISA e scopri i volantini di oltre 400 supermercati Nonna Isa, Sidis, Di Meglio, Punto D ed Italy. Aiuteremo l'ambiente con meno carta e più alberi. App Gruppo ISA, la convenienza sempre con te. A GP On Air si parla anche di psicologia sociale, la vogliamo chiamare, lo facciamo con la dottoressa Marianna Chessa. Dopo questi 60 giorni di lockdown la gente è cambiata, la pensa anche lei come noi, dottoressa? Buongiorno intanto. Buongiorno e grazie per avermi invitato. Sì, intanto penso che sia molto importante dedicare del tempo proprio ai risvolti psicologici di questo isolamento sociale e anche quindi di questo lungo periodo di incertezza, diciamo, che stiamo ancora attraversando, perché di fatto non è ancora finita. Sì, credo che ci siano delle conseguenze, nel senso che così come prima abbiamo faticato a lungo per
abituarci a stare dentro casa, adesso fatichiamo a riprendere il contatto, diciamo, con la vita di prima, quindi con tutte le attività e con le nostre abitudini. Tutti in forma diversa, perché io sento, avendo la mia età, una certa resistenza. Ad esempio, c'è stato un periodo in cui non mi andava più l'idea neanche di entrare in un supermarket per l'imposizione della mascherina, per le distanze. Gli anziani invece forse lo vivono ancora in modo diverso, con molta ansia dettata dal fatto che io ho una zia, ad esempio, molto anziana, che ha vissuto anche la guerra, e dice che un'ansia di questo tipo non la viveva neanche allora, quando c'erano i bombardamenti. Insomma, è stato veramente un bel trauma per la nostra società. Sì, ecco, questo esempio della zia anziana, diciamo, che ha superato la guerra, è un esempio che ci aiuta a comprendere anche le differenze, no? rispetto a quello che stiamo vivendo, e quindi al passato, ad un episodio che può riguardare per esempio la guerra, dove noi abbiamo un nemico, abbiamo qualcuno da cui difenderci, che comunque ha delle caratteristiche, sappiamo dov'è, eccetera eccetera. Invece in questo caso intanto è una situazione che riguarda tutti indistintamente, e poi c'è sempre la paura rispetto a cosa e a chi può essere pericoloso, perché noi non sappiamo chi è positivo. In questo caso diciamo lo sappiamo di alcuni ma non di altri, e ad ogni modo c'è sempre questa costante paura, che spesso è diventata anche irrazionale, proprio perché non riuscire a capire bene da cosa e da chi dobbiamo tutelarci ci porta poi a estendere, come dire, quelli che possono essere i nostri timori. Quindi questa sicuramente è una differenza importante rispetto a quello che stiamo vivendo. Sì. No, volevo dire anche l'isolamento anche in se stesso, cioè non a caso quando noi abbiamo visto i film molte volte una punizione anche all'interno del carcere, dove già era un carcere, ma un isolamento, una punizione ulteriore risultava essere l'isolamento. Quasi fosse scientificamente provato che lasciare qualcuno da solo è comunque un modo per provarlo psicologicamente, per fargli dei danni. Assolutamente sì. Tra l'altro ci sono degli studi anche rispetto proprio alla reclusione, chiamiamola così, la reclusione forzata e l'isolamento sociale, che risalgono anche a parecchi anni fa, nel senso che comunque ci sono state diverse situazioni, anche se non identiche, dove le persone si sono trovate a dover rinunciare alla propria libertà, e già pare che già 10 giorni di tempo siano necessari di reclusione per provocare, diciamo, uno stress importante, addirittura 15-20, insomma, siano proprio possono scatenare anche delle reazioni molto forti di frustrazione, insomma, portare anche ad attacchi di panico, ansia, magari anche in persone che effettivamente non avevano nessun tipo di disturbo. Quindi questo è un dato. E noi ne abbiamo fatto 60, non ne abbiamo fatto 20, Esatto, quindi noi diciamo che qua si parla di 10-15 giorni di isolamento totale. Noi avevamo comunque un po' la possibilità di andare a fare la spesa, di fare magari qualche piccola uscita per questioni di necessità. Poi chiaramente va sempre differenziata, perché nell'arco di questo periodo ci sono persone che magari hanno continuato a svolgere la propria attività lavorativa, altre che invece non hanno potuto far niente fuori casa, addirittura hanno anche perso l'attività che svolgevano. Quindi anche in questo momento di ripresa dobbiamo tener conto delle differenze che ci sono poi. Come si esce da una situazione di questo tipo? Sì. Ecco, da una situazione di questo tipo si esce attraverso un'ulteriore fase che noi definiamo di adattamento, cioè quello che è successo inizialmente attraverso il lockdown, per cui noi ci siamo dovuti forzatamente abituare ad altri ritmi, ad altre abitudini. Dobbiamo, in poche parole, predisporci per affrontarla anche adesso, nel senso che è stato faticoso stare dentro e adesso è faticoso riabituarci alla vita di prima, come dicevo. Quindi questo può avvenire attraverso un passaggio graduale, anche molto fisiologico, nel senso che è normale che in questo momento per noi sia difficile fare determinate cose, che molte persone non abbiano lo stimolo ad uscire, a fare la spesa, ad andare anche semplicemente a trovare i propri familiari, perché quello che abbiamo vissuto ci ha condizionato.
Quindi dobbiamo intanto considerare questi aspetti e pensare che è anche naturale e normale che in questo momento abbiamo delle resistenze, quindi piano piano dobbiamo tentare di fare dei passi, no? Uno alla volta, senza esagerare, senza pretendere da noi stessi di ritornare alla normalità così in un giorno solo, ecco. Quindi darci del tempo, anche perché ognuno di noi magari proprio in relazione alla situazione che ha vissuto ha bisogno di tempi differenti. Come si combina tutto questo con il senso di precarietà che magari può essere, scaturisce, non può essere, purtroppo scaturisce in moltissime fasce della nostra società legate alla precarietà del lavoro, alla perdita del lavoro, all'insicurezza, insomma, di avere anche un reddito? Beh, intanto sicuramente un passo importante è quello anche di farsi aiutare. Per farsi aiutare non intendo solo ed esclusivamente da un professionista, da uno psicologo, ma magari cercare quella vicinanza anche rispetto a familiari, amici, che sicuramente può essere in questo momento molto utile, anche perché alcune persone stanno vivendo esattamente la stessa situazione, quindi noi sappiamo che questo aiuta molto le persone a non sentirsi sole e a non vivere la propria condizione come una situazione solo ed esclusivamente personale, ma appunto che può essere condivisa. Poi un altro aspetto è sicuramente quello di provare a farsi una domanda che noi a volte suggeriamo, non è sempre facile, che poteva andare anche molto peggio, no? Nel senso, quanto poteva essere peggiore la situazione, quindi cercare di andare alla ricerca di quegli elementi che in qualche maniera ci sono, positivi, e andare a recuperarli. Tra l'altro mi piace invece sottolineare il fatto che molte persone sono riuscite a reinventarsi in una situazione di questo tipo, quindi hanno trovato magari altre strategie e altre risorse per fare altro. Dobbiamo sempre ricordare che gli eventi traumatici, che possono essere diciamo anche eventi di questo tipo, è vero che da una parte possono togliere come dire, la speranza, la fiducia, l'ottimismo, in altri casi possono aguzzare l'ingegno, insomma, così. Esatto, in altre situazioni possono aguzzare l'ingegno. Noi definiamo questa capacità con il termine di resilienza, cioè la capacità dell'individuo davanti a un trauma di riprendersi e anzi di scoprire nuove risorse, nuove potenzialità e quindi di fronteggiare questo trauma in maniera positiva, ecco, anche per situazioni future. Approfitto della sua specializzazione anche in criminologia per dirle come può cambiare, cioè quanto questo lockdown possa scatenare delle reazioni particolari nell'uomo in questo periodo. Beh, sicuramente diciamo che gli atti criminali non si sono sicuramente ridotti, nel senso che è vero che è cambiato anche il modo in cui questi, come dire, chiamiamoli proprio i criminali si sono adattati, no? Anche loro si sono adattati a questo periodo, quindi hanno utilizzato altre forme, altre strategie, sicuramente i cosiddetti crimini a distanza attraverso appunto le tecnologie. Quindi anche da questo punto di vista come dire, noi vediamo tutto in un approccio sistemico, non abbiamo avuto diminuzione di casi, nel senso che probabilmente per quanto riguarda certe denunce, soprattutto per i casi all'interno per esempio delle mura domestiche, le violenze domestiche, noi abbiamo avuto un calo delle denunce, ma sappiamo benissimo che probabilmente questi comportamenti sono invece aumentati, perché ovviamente chiudere dentro casa il maltrattante con la vittima non fa altro che esporre ad ulteriori situazioni di violenza. Certo. Quindi insomma anche da questo punto di vista dobbiamo tener conto che la situazione sicuramente è cambiata e ci vorrà magari anche del tempo per capire bene quali forme saranno, come dire, sostitutive di altre o comunque tenderanno a prevalere. Dottoressa, è stato interessantissimo sentirla e la ringrazio, dottoressa Marianna Chessa, e niente, ci prendiamo del suo discorso l'aspetto positivo, quello della resilienza, di quella capacità che abbiamo di reagire alle intemperie per aguzzare l'ingegno, abbiamo detto, e trovare delle nuove soluzioni. La ringrazio. Grazie a voi. Buona giornata. Scarica l'app del gruppo ISA e scopri i volantini di oltre 400 supermercati nonna ISA, Sidis, Di Meglio, .d ed Italy. Aiuteremo l'ambiente con meno carta e più alberi. App Gruppo ISA, la convenienza sempre con te.
A GP On Air ripartiamo insieme, parliamo di calcio, ma ne parliamo in un modo diverso con Mario Passetti, direttore generale del Cagliari Calcio. Perché in modo diverso? Intanto buongiorno Mario. Lo facciamo per parlare di tutto quello che magari non emerge quando si ferma un'attività che è legata a un'impresa, ma che subisce dei danni dal blocco che c'è stato alla pari di qualsiasi altra azienda, e quindi quelli che sono tutti gli aspetti legati all'azienda Cagliari Calcio. Buongiorno Mario, è così? Buongiorno Vittorio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, è assolutamente così, nel senso che le società di calcio sono per l'appunto delle società e come tali devono essere gestite, e come tali hanno i loro problemi. Chiaramente quello che si vede è la punta dell'iceberg, che è chiaramente la parte più spettacolare di tutto, che è la partita, i giocatori, e quello è un po' tra virgolette uno degli aspetti più belli di tutto il mondo che ruota attorno al calcio. Però per permettere una gestione sana delle aziende ci deve essere appunto tutta una forma di gestione molto importante. Questo periodo ha messo alla luce ovviamente tanta fragilità del sistema, ha messo alla luce anche delle situazioni abbastanza gravi, soprattutto nei casi in cui la gestione economico-finanziaria non fosse particolarmente solida. Nel nostro caso, devo dire, ringraziando l'accuratezza della gestione, abbiamo evidentemente avuto delle sofferenze, come è normale che sia. Per 2 mesi è come se si fosse fermato, nel vero senso della parola, il mondo, e anche quindi l'azienda Cagliari ne ha risubito. Sicuramente conteremo le conseguenze di questa crisi forse non tanto nell'immediato, ma quanto nelle gestioni future. C'è anche un grande indotto, quando si parla del calcio come una delle più grandi industrie italiane, ci si dimentica che c'è chi rimedia uno stipendio dal calcio stesso, e che quindi ha sofferto lo stop del calcio, non certo come può soffrire magari un calciatore pagato con grandissime cifre, un allenatore pagato con grandissime cifre, ma proprio alla pari di qualsiasi altro lavoratore che si è trovato ad andare in cassa integrazione. Ecco, forse quando si parlava di far ripartire il calcio si parlava anche di questo. Molte grandi industrie non si sono fermate per niente, il calcio invece si è fermato, e con lei chiaramente, con l'industria calcio, anche tutto quel mondo che di calcio viveva, che di calcio mangiava. Personalmente, quando si discuteva sulla possibilità di ripartire, e quando il Cagliari manifestava in tutte le sedi opportune la propria volontà di ripartire, seppur evidentemente attraverso dei protocolli di sicurezza e dei protocolli organizzativi solidi, lo faceva pensando esattamente a queste persone, Vittorio. Per noi evidentemente è stata una scelta assolutamente sofferta quella di chiedere dei sacrifici in primis ai nostri dipendenti, e abbiamo cercato di ridurre questi sacrifici non appena è stato possibile, ancora prima di sapere che in realtà il campionato sarebbe ripartito, perché fondamentalmente è stata una scelta, ripeto, obbligata ma dolorosa. Però il mondo del calcio ha centinaia di migliaia di dipendenti, di appassionati, di freelance che ruotano attorno a questo mondo. Grazie a loro questo mondo esiste, perché non esisterebbe il calcio senza tutta la macchina che ne gira attorno, ma di questo mondo poi ci vive banalmente parlando, e questa era esattamente la nostra volontà, cioè riprendere per permettere a tutto il comparto di sopravvivere, e non solo a quella punta dell'iceberg che ti citavo prima. Ma è come in un momento come questo il calcio assorbe anche i dolori della società, anche dal punto di vista economico, perché se è vero che sembrano abitare in un mondo ovattato, è altrettanto vero che il calcio si ciba, tolti i diritti televisivi, ma se vogliamo coinvolti anche quelli, di quella che è la salute delle aziende, la salute dell'economia in genere. Un'economia che chiaramente ora soffre significa che porterà dei danni anche alle entrate delle società di calcio, che di questo vivono e che per questo, se vogliamo,
si adoperano, nel senso che una delle cose che tenta di fare il calcio è di promuovere anche le aziende, chiaramente sotto forma di contratti, ma di promuoverle perché la loro immagine possa essere diffusa e quindi perché il loro budget, perché il loro business, perché il loro volume d'affari possa crescere. Sì, assolutamente, sai, questa crisi, questo periodo ha, come dicevo prima, messo in luce anche delle fragilità del sistema, nel senso che poi non è che fosse necessaria questa crisi per conoscere alcune cose, però toccarle con mano, come sempre, è molto diverso dal conoscere. Noi si è capito che la dipendenza strutturale del calcio rispetto ai diritti televisivi rispetto ad altri paesi è probabilmente poco bilanciata in Italia. Anche qui il Cagliari da un certo punto di vista è più virtuoso, perché nel suo bilancio complessivo la quota dei diritti televisivi è evidentemente predominante, ma non magari come in altre realtà, perché si sono curate negli anni delle forme di ricavi alternativi, perché il Cagliari ha una sua storia, un valore, è apprezzato in tutto il mondo, e quindi c'è la possibilità di diversificare quelli che sono i ricavi che consentono alla società poi di sopravvivere e di tenere botta nelle varie situazioni. È evidente che quindi quanto è successo ci apre ancora più gli occhi rispetto a questa necessità, come evidente che probabilmente col passare adesso dei mesi si delineerà, a mio avviso, un bilanciamento diverso anche nei parametri del calcio, perché è inevitabile che questo accada, a mio avviso. Mario, un altro aspetto è legato proprio al fatto che ci sia un rapporto diretto con la realtà, e questa realtà metteva il Cagliari in una condizione di poter avere dei privilegi in questa particolare annata, cioè se per una società qualsiasi di Serie A si è perso 5, visto il centenario, per il Cagliari si è perso 100. Sì, hai ragione, ma infatti guarda, non sai il dispiacere, poi a livello mio personale posso dire, ho più difficoltà a dirlo alle persone direttamente, quindi lo dico attraverso te, sapere che ci sono persone anche ieri calcio che hanno lavorato mesi per preparare questo centenario, che hanno ipotizzato la partita contro le leggende azzurre, e poi vedere insomma che per il momento è andata come è andata, è veramente un dispiacere assurdo, ma poi ovviamente pensare a tutti i tifosi che avrebbero potuto festeggiare un finale d'anno incredibile, adesso a prescindere da quelli che sarebbero stati i risultati della squadra, però sapere di chiudere maggio con un evento dedicato soltanto a loro è qualcosa insomma che i tifosi si meritavano, quindi questo dispiace tanto. Salvare due cose però, uno che probabilmente non tutto è perduto, chiaramente non si possono fare promesse, però la voglia di festeggiare qualcosa di importante. C'è ancora l'8 settembre, no? C'è ancora l'8 settembre che è la data della prima partita del Cagliari in assoluto, che potrebbe essere la nuova tappa, no? Esatto, cioè perché no? Quindi certo non è il 30 maggio, ma insomma ce lo faremo andare bene per lo stesso, pur di festeggiare, per festeggiare il tempo c'è sempre. E poi è capitato insomma che questo 30 maggio segnasse sostanzialmente il momento in cui il calcio e anche il paese, se vogliamo, ha deciso di ripartire dopo questa pandemia, quindi voglio anche pensare che ricorderemo questo centenario come il centenario della ripartenza del calcio e di tutta la Sardegna e di tutto il paese. Il Squarciagol ho fatto notare che il Cagliari in fin dei conti è nato sotto forma di ripartenza, perché il 1920 era vicinissimo al 1918 e chi fondò il Cagliari, Gaetano Fichera, era il direttore dell'ospedale da campo di Piazza Carmine, che quindi la guerra l'aveva guardato in faccia. Ecco, forse questo centenario somiglia tanto anche come simbologia a quell'inizio in cui si voleva ridare speranza alla gente. Anche il Cagliari magari in questo caso, così come il calcio allora, forse potrebbe avere questo significato. Uno degli obiettivi, una delle tappe che vedo che soprattutto il presidente Giulini sta tentando immediatamente di accelerare è il ritorno del pubblico. Senza pubblico il calcio diventa una cosa complicata. Sì, diventa un calcio con la C minuscola, dai.
è un'altra cosa, possiamo inventarci tutte le cose del mondo, i cartonati come in Germania, i cori, cioè si può cercare di rendere uno stadio un po' più caldo, ma sarà sempre comunque imparagonabile. Il pubblico è l'essenza del calcio, le partite non saranno la stessa cosa, cioè c'è poco da fare. Poi ci adattiamo alle situazioni e cerchiamo di fare il meglio che potremo. Però quella del presidente di qualche giorno fa mi è sembrato uno spunto assolutamente di buon senso. Nel momento in cui il paese riparte, la Sardegna riparte, cominciano a ripopolarsi con ordine, con buon senso, con gli opportuni distanziamenti, le spiagge e tutti i luoghi, perché non prevedere anche nello stadio, dove comunque ci sono dei posti assegnati, ci sono delle regole d'ingresso, la possibilità che almeno una parte del pubblico possa cominciare a tornare. Proprio sarebbe un ulteriore segnale di ripresa, di riconquista della nostra normalità. Benissimo Mario, io ti ringrazio, ripartiamo insieme, ripartiamo con grande voglia, uniti chiaramente sotto un'unica bandiera, quella rosso-blu, nella speranza che tutto riprenda e riprenda con successo. Certamente, ce la metteremo tutta, Vittorio. Grazie Mario, buona serata. A te, ciao, buonasera a tutti. Ciao. È tutto anche per oggi, l'appuntamento è rinnovato per lunedì, sempre alle ore 12, sempre su Radio Supersound, in compagnia di Vittorio Sanna e con GP On Air. Ripartiamo insieme. A lunedì. Grande novità! Scarica l'app del gruppo ISA e scopri i volantini di oltre 400 supermercati nonna ISA, Sidis, Di Meglio, .d ed Italy. Aiuteremo l'ambiente con meno carte e più alberi. App Gruppo ISA, la convenienza sempre con te.